secoli eterni, al Signor della vita che vince la morte, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. All'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nei cuori festanti del regno dei cieli, nel mondo redento dal Figlio di Dio, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Signore risorto, sia con tutti voi. Non siamo in molti, ma ugualmente godiamo con il Signore in mezzo a noi. Oggi, lunedì di Pasqua, inizia la grande settimana pasquale privilegiata. Durante tutti questi giorni la Chiesa celebra con uguale solennità il mistero della Pasqua di Gesù risorto. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, canta la liturgia, rallegriamoci ed esultiamo in esso, alleluia. E allora, miei fratelli, per celebrare questo giorno di festa, chiediamo al Padre che ci doni la sua grazia e il suo perdono. Signore nostra pace, Kyrie eleison, Cristo nostra Pasqua, Christe eleison, Signore nostra vita, Kyrie eleison, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e in terra gli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, e tu solo il Santo, io sono l'Altissimo, con lo Spirito. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di custodire nella vita
Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, ed anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma sapeva che Dio gliel'aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, o Dio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore,
secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli nel loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. È parola del Signore. Miei fratelli, sorelle, la pioggia, quest'anno ci disturba un pochino, però noi che siamo qua vogliamo celebrare ugualmente con gioia il mistero del Signore risorto. Oggi, lunedì di Pasqua, conosciuto come anche il lunedì dell'Angelo, Pasquetta, volgarmente Pasquetta, la liturgia celebra la stessa solennità pasquale con la stessa solennità di ieri. Con questa settimana privilegiata, la Chiesa inizia i 50 giorni pasquali fino alla solennità della Pentecoste. Tutto questo lungo tempo è vissuto come fosse una sola grande domenica nel ricordo di Gesù risorto. La liturgia, la risurrezione di Cristo non è solamente un momento singolarissimo della vita di Gesù, ma è il culmine, storia della salvezza, che trova il suo compimento proprio nella Pasqua, nel mistero di Gesù risorto. Vangelo che abbiamo letto di Matteo ci ricorda due episodi della risurrezione. Il primo è l'apparizione di Gesù alle donne. Maria Maddalena e Maria la madre di Giacomo si recarono di buon mattino a vedere che cosa era rimasto nel sepolcro. Un angelo apparve loro e dice: voi cercate Gesù Nazareno, il crocefisso. Non è più nel sepolcro, è risorto. Andate a dire ai suoi discepoli che lui è vivo. Mentre uscivano da quel luogo, Gesù stesso si fece loro incontro, come ci abbiamo ricordato in Matteo,
sommi sacerdoti, impauriti di quanto avevano visto durante la notte, corrono al mattino a raccontare tutto ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo. Questi non credono ai fatti raccontati e pagano il silenzio di queste guardie e dicono loro: dichiarate che i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. Noi penseremo a difendervi. Con questa falsità si è divulgata fra i giudei appunto questa notizia fino ai nostri giorni. Mentre i giudei si rifiutano di credere in Gesù risorto da morte, i discepoli no, i discepoli ricolmi di gioia pasquale proclamano la grandezza di Gesù e la salvezza da lui compiuta. Questo Gesù che Dio ha risuscitato dai morti, di lui noi, dice Pietro, siamo testimoni, l'abbiamo veduto. Testimoniare Gesù risorto, lo sappiamo bene, ora è diventata per la Chiesa la missione permanente del tempo. E questo il mistero centrale della nostra fede, questo evento di salvezza che la Chiesa apostolica ha testimoniato fin dagli inizi con i suoi martiri, con coloro che hanno dato la vita per testimoniare Gesù. E questa testimonianza è arrivata fino a noi. Dal sepolcro vuoto partono due messaggi in breve, quello delle donne, messaggero di risurrezione, messaggere, e quello delle guardie del Sinedrio, pagate dai sommi sacerdoti per nascondere la verità. Ma un fatto è certo, che nessuno può negare il sepolcro dove Gesù era stato deposto. È stato trovato vuoto, e quel vuoto ha un significato. Per i discepoli del Signore è principio di risurrezione di vita, per il Sinedrio e per tutti coloro che non hanno accolto il Messia, quel sepolcro è motivo di inganno. Concludiamo, miei fratelli, questo pensiero a noi che siamo i discepoli del Signore, che abbiamo ricevuto questo messaggio e lo teniamo a cuore. A noi è chiesto di rinnovare la nostra fede in Gesù risorto. Paolo scrive in questo modo: sarà con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. In questo troveremo la salvezza. E chi crede in me, è Gesù che parla, e chi crede in me non sarà deluso. Con questa gioia celebriamo, continuiamo la nostra celebrazione. Il risorto è apparso alle
invitati a portare agli apostoli il messaggio pasquale. Con gioia grande per il lieto annuncio della Pasqua, ora ci rivolgiamo dicendo: fa che ti riconosciamo, Signore. Fa che ti riconosciamo, Signore, perché la Chiesa, custode della fede trasmessa dagli Apostoli, sia sempre fedele nell'annunciare il messaggio pasquale ad ogni uomo. Preghiamo. Fa che ti riconosciamo, Signore. Perché coloro che governano i popoli non si lascino vincere da logiche di compromesso, ma servano le comunità loro affidate con onestà e verità. Preghiamo. Perché la pace del risorto, che il risorto è venuto a portare, dimori in ogni luogo della terra. Preghiamo. Perché le donne che vengono sfruttate trovino aiuto e solidarietà da parte di persone che si prendano cura della loro sofferenza. Preghiamo. Per il nostro fratello defunto Mario, per il quale celebriamo questa Eucaristia, il Signore gli conceda la pace nel suo regno di luce, ai suoi cari che lo piangono, quella serenità che solo Lui può donare. Preghiamo. Perché i battesimi ti hanno incontrato nei sacramenti pasquali, sappiano scoprire la tua presenza viva in ogni persona che accostano. Preghiamo. Signore risorto, sei vivo e operante in mezzo a noi, donaci occhi capaci di riconoscerti e rendici capaci di essere i tuoi testimoni fino agli estremi confini della terra, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accolci, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, oh Signore, i doni del tuo popolo, tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidalo alla beatitudine eterna per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori,
vere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Cristo Gesù, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli santi insieme, cantiamo la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spensò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, e lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila questa tua Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, le persone a te consacrate, le famiglie cristiane, tutto il popolo santo. Ricordati oggi in particolare del nostro fratello
con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora insieme preghiamo e ringraziamo il Padre che ci ha dato Gesù, il risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia dato glorificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno di pace. Pace con te. Agnello di Dio, Che toglie i peccati del mondo. abbi pietà di noi. Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 22. Alleluia,